Buonasera, benvenuti e benvenute alla seconda puntata della settimana veronese della finanza, 17ª edizione. Siamo qui dopo la puntata di giovedì scorso dedicata al PNRR e alle infrastrutture per parlare assieme ai rappresentanti delle associazioni di settore che in questo momento stanno accompagnando le aziende in una ripresa che c'è, è evidente, lo dicono i dati e poi ne vedremo qualcuno, ma con tante incognite. Quindi in questo mare agitato le associazioni datoriali sono un punto fermo a cui le aziende guardano davvero con grande attenzione e su cui confidano altrettanto intensamente. Andiamo brevemente a ricordare cos'è la settimana veronese della finanza, cos'è Verona Economia. Questo, appunto, vedendo le slide, è il titolo della puntata di stasera. Le associazioni di settore trainano la ripresa. Io sono Matteo Scolari, il direttore dell'associazione Verona Network che organizza, e abbiamo ospiti. Intanto sentiremo i contributi dell'onorevole Paolo Paternoster, deputato della Lega, componente della Commissione Bilancio, e il senatore Vincenzo D'Arienzo del Partito Democratico, che fa parte della Commissione Lavori Pubblici. Torniamo in studio perché do subito il benvenuto alla mia destra Federica Mirandola, presidente di Apidonne Confimi Verona. Benvenuta, Presidente. Grazie mille, buonasera a tutti, grazie. Abbiamo Nicola Baldo, vicepresidente di Confcommercio Verona. Benvenuto. Grazie dell'invito e buona visione a tutti. Abbiamo Gian Domenico Franchini, vicepresidente di Confartigianato Imprese Verona. Benvenuto, Franchini. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Saluto tutti. E qui alla mia sinistra abbiamo Raffaele Bonizzato, presidente della Compagnia delle Opere del Veneto. Benvenuto, presidente. Grazie direttore, buonasera a tutti. Allora, iniziamo con a vedere qualche numero, qualche slide, ricordando chi è Verona Network. E è un'associazione che mette assieme oltre 62 soci istituzionali che hanno deciso di favorire il dialogo nella convinzione che unirsi, fare rete e creare relazioni è la soluzione per affrontare le sfide del presente e del futuro. Verona Economia è anche un settimanale multimediale che ogni venerdì sera esce con dei focus relativi proprio al mondo economico. La settimana veronese della finanza nasce nel 2010 con l'obiettivo di far dialogare i principali soggetti istituzionali veronesi e non solo, diverse edizioni, alcune storiche, tra cui quella dell'aprile 2017 in cui riuscimmo a mettere insieme attorno ad un tavolo l'ex presidente del Banco Popolare Carlo Frattapasini, l'ex direttore amministratore Mazzucchelli di Cattolica Assicurazioni e l'ex direttore di Fondazione Cari Verona Giacomo Marino. Fu un'edizione particolare. Qui l'ultima edizione con il Banco BPM e ad aprile 2019 l'ultima edizione con Cattolica Assicurazioni. Focus di quest'anno è il PNRR, ricordiamo alcuni numeri brevemente. Sapete che è il piano per la ripresa dell'Europa, 1.800 miliardi di euro, di cui 1.074 circa dal quadro pluriennale 2021-2026, 750 miliardi invece, una misura straordinaria del cosiddetto Next Generation EU, che insomma dovrebbe dare una spinta importante all'economia dei paesi comunitari. 191 miliardi di euro destinati al nostro paese, ai quali si aggiungono altre risorse di altra natura, quindi una grande opportunità davvero se sapremo ovviamente sfruttarla. Sovvenzioni per 68 miliardi circa, quindi a fondo perduto, prestiti per il restante circa 120 milioni, quindi insomma dovremo restituirle anche queste cifre prima o poi. Qualche dato che riguarda Verona, e ho quasi finito, dati della Camera di Commercio freschi, nei primi 9 mesi dell'anno il saldo tra iscrizioni e cancellazioni è positivo, più 924, tasso di sviluppo più 0,96. Le esportazioni bene, perché su base annua registrano una crescita del 24%. Qui vediamo proprio anche il trend per anno 2019, 2020, 2021 e vedete insomma che rispetto al 2020, che è stato l'anno horribilis della pandemia, c'è un trend molto positivo soprattutto per quanto riguarda il saldo. Bene l'export, più 24,8% rispetto all'anno scorso, che diciamo la verità fa un po' poco testo, però comunque superiore anche all'anno 2019 pre-pandemia, questi valori dal gennaio-giugno dei rispettivi anni. Infine crescono bene l'agroalimentare, l'automazione, il settore moda e il sistema casa marmo e mobile, ripeto, sempre nei primi mesi dell'anno a partire da gennaio, e qui il trend
vedete in azzurro il 2019, in rosso il 2020 e in verde il 2021. Insomma, dati che confortano, dati che denotano una crescita importante e che poi commenteremo anche con i nostri ospiti. Ma prima di passare e dare la parola a loro, sentiamo l'intervento dell'onorevole Paolo Paternoster da Roma direttamente. E dallo studio passiamo a un collegamento direttamente con Roma, collegato con noi dalla capitale, l'onorevole Paolo Paternoster, deputato della Lega, componente della Commissione Bilancio. Benvenuto onorevole. Buongiorno a voi e grazie naturalmente dell'invito. Allora, parliamo di economia, parliamo di lavoro, come abbiamo detto anche con i nostri ospiti nelle puntate precedenti, ma lo ribadiremo anche questa sera. Per l'economia, specie per alcuni settori, è un buon momento, un momento di ripresa, lo sappiamo, con tante incognite. Insomma, che analisi fa di questo momento anche dal suo osservatorio, quello ovviamente di una commissione bilancio? Lei comunque da imprenditore questi temi li mastica quotidianamente. Allora, io direi che siamo passati da un 2020 che era carico di sostegni, tanto è vero che i decreti sostegni che il governo aveva emanato per cercare di appunto sostenere l'economia e tutte quelle categorie economiche che avevano sofferto terribilmente per il Covid, a un 2021 dove ci siamo concentrati già da gennaio con il nuovo governo a dire ok, va bene sostegni, va bene sostenere appunto non solo le categorie economiche ma anche i cittadini e le famiglie in una ripresa che dovrà esserci, però puntiamo su una cosa di assolutamente importante e decisa, che è quella dei vaccini. Solo così abbiamo sconfitto, seppur parzialmente, perché vediamo anche i dati di questi giorni, una pandemia economica e quindi anche la pandemia sanitaria, perché non ci possono essere sostegni che tengano se non riparte l'economia. Tu puoi, guarda, vi do un dato, Commissione Bilancio. L'anno scorso abbiamo e fino ai primi mesi del 2021 abbiamo investito qualcosa come 300 miliardi di euro, pensate un po', 300 miliardi di euro per sostenere l'economia nazionale in un anno, vero? Bene, allora, nonostante questa cifra incredibilmente alta, è chiaro che l'economia non è stata sufficientemente, tra virgolette, contenta, perché comunque mancava il fatturato, no? Il fatturato di un anno alla fine, e quindi non c'è miglior sostegno della ripartenza economica. Abbiamo visto quindi un 2021 che ha dato un segnale importantissimo di ripresa. I dati parlano di un PIL che aumenterà a fine anno di oltre 6 punti percentuali. Questo però non è tutta rose e fiori, attenzione, perché io adesso parlo da imprenditore. Se aumenta il PIL, aumenta il fatturato, aumenta quindi il giro d'affari per le aziende, sono contenti gli imprenditori, sono contenti anche i dipendenti, e quindi tutte quelle persone che ruotano attorno al mondo imprenditoriale, perché comunque trovano anche un po' di stabilità e di tranquillità. Però tu vai a dirgli alle famiglie che il PIL è aumentato del 6,2% quando si trovano a pagare già da questo mese o mese scorso delle bollette energetiche che sono esattamente il doppio di quelle dell'anno scorso, perché ho parlato con i più grandi gestori dei servizi elettrici nazionali o anche fornitori di gas metano. Cioè la prospettiva purtroppo di questi aumenti del costo dell'energia va fino minimo a metà del 2022, quindi è un problema enorme. Allora, se da una parte c'è l'economia che è ripartita, dall'altra parte c'è un problema immenso, e non è legato solo alla speculazione, di aumento dei costi delle materie prime tra le quali appunto l'energia. Che tra l'altro incide direttamente anche sulla vita dell'impresa, perché dicevamo, lei ha parlato di famiglie, ma anche le imprese italiane giustamente hanno un grande bisogno di energia per far girare le proprie macchine e quant'altro, o i carburanti se pensiamo alla logistica e ai trasporti, e quindi di conseguenza vengono messe in difficoltà anche loro. Ecco, onorevole, per concludere, è innegabile che
l'erogazione di alcuni bonus, in primis super bonus, ma altri, abbiano dato una spinta importante in alcuni settori, pensiamo per esempio all'edilizia. Ma quanto pesa questa politica, diciamo, dell'erogazione di bonus che da una parte incentiva il lavoro, ma dall'altra viene poi a pesare anche sulle casse dello Stato, e dall'altra parte, poi chiudo, anche un PNRR che potrebbe davvero dare una svolta in positivo e sbloccare a livello infrastrutturale, di opere, non solo, situazioni che non potrebbero mai essere sbloccate se non con degli aiuti straordinari come quelli che mette in campo l'Europa. Allora, guardi, sul discorso degli ecobonus, secondo me c'è un po' da affiancare appunto queste misure al PNRR, che ti dà tantissimi risorse economiche per la transizione ecologica, per esempio. E mi spiego bene. Allora, sgombriamo il campo. La Lega ha fatto delle proposte al governo sul discorso degli ecobonus. Tutti gli incentivi sull'edilizia, devono essere, per quanto ci riguarda, prorogati, ma devono avere una proroga non tanto per il 2022 o il 2023, ma devono avere una proroga, secondo noi, di almeno 4-5 anni, perché ci deve essere una visione da questo punto di vista a medio termine, minimo 5-6 anni. È vero che il presidente Draghi dice costano tanto, benissimo, costano tanto, però sappiamo bene che tutti gli interventi su questi settori, quindi dell'edilizia sostenuta dal governo con gli ecobonus, portano anche gettito fiscale, e quindi voglio dire, da una parte c'è la transizione ecologica, la gente che si sistema la casa, e questo è un bene, perché comunque risparmiamo in energia, certo. Abbiamo case più diciamo così, più moderne e dal punto di vista energetico più efficaci. Dall'altra parte c'è un gettito fiscale, perché tutti dichiarano tutto, questo lo ricordiamo. Allora, la nostra proposta qual era? Mantenere negli anni tutti gli ecobonus, dal primo all'ultimo, e se costano tanto, allora io devo spezzare una lancia anche nei confronti del governo. Possiamo cercare di farli costare di meno. Potrebbe esserci una compartecipazione dei cittadini alla sistemazione delle case. Mi spiego, non è che ce lo ordina il dottore che al 110% debba durare, 5 anni, 6 anni al 110%. Se il governo lamenta un costo eccessivo, possiamo dire che per il primo anno potrebbe essere 110, poi al 90, poi all'80, poi 70, cioè nel senso, manteniamolo per tanti anni, costa troppo, scaliamo negli anni, ma manteniamoli questi ecobonus, perché comunque sono un volano importantissimo per l'economia. E dirò di più, se noi diamo una prospettiva anche qua di medio periodo, 5-6 anni minimo, non c'è più la fiammata delle materie prime che oggi non si trovano, e quindi un aumento dei costi delle materie prime. Non c'è più una fiammata nei costi anche per sistemarti le case, perché non c'è nessuno che ha tempo, e quindi i cantieri vengono aperti dove c'è quello disposto a pagare di più. Se tu dai una prospettiva di lungo periodo, le materie prime le trovi a minor prezzo, e anche i costi di costruzione non c'è più questa fiammata, ma sicuramente ci sarà una armonizzazione a ribasso, e troverai aziende che magari fra 6 mesi no, però fra un anno ti faranno il contratto e ti dicono: ti metto a posto la casa, ti faccio il tetto, te la coibento, ti cambio i serramenti, ti metti i pannelli solari. Faccio tutte queste azioni, secondo noi importantissime, che sostengono l'economia, ma a prezzi, voglio dire, umani, perché certo. Oggi non è così, non trovi oggi né materie prime né aziende che ti fanno i lavori, e questo lo sappiamo. E lo sappiamo bene, ne stiamo parlando, ne parleremo anche con gli ospiti in studio questa sera. Onorevole, è stato prezioso il suo contributo, la ringraziamo per essersi collegato con noi, e l'aspettiamo in studio prossimamente quando sarà di nuovo a Verona. Molto volentieri, e grazie per l'invito e complimenti per la vostra trasmissione, sempre molto puntuale e competente. Grazie onorevole, buona giornata. Grazie a voi. E adesso torniamo in studio quindi dai nostri ospiti, e torniamo. Ed eccoci tornati di fatto in studio. Allora iniziamo davvero a parlare con i nostri ospiti, li ringrazio per la pazienza, e parto da Nicola Baldo, vicepresidente di Confcommercio Verona. Abbiamo visto prima, Baldo, dei dati riportati dalla Camera di Commercio, confermati anche dall'Osservatorio Economico Occupazionale ideato proprio da Confcommercio di Verona. È un buon momento, ma
con tante incognite. È un ottimo, intanto buonasera a tutti, è un ottimo momento questo, ed eravamo tutti molto contenti. Faccio solo un semplice esempio. Nel comparto dell'energia il mese di settembre ha sforato la soglia dei 5 milioni di tonnellate di prodotti energetici venduti in Italia, soglia che non si toccava dai primi mesi del 2019, perché dopo, e sì, questo sta a significare che c'è un effetto di uscita, la gente sta uscendo, le aziende lavorano, i camion vanno in giro, le autostrade le vediamo sempre piene tutti i santi giorni, per cui non abbiamo, facciamo fatica ad andare in giro a muoverci perché c'è tanto traffico, per cui eravamo molto ma molto contenti e ci stavamo preparando a un fine d'anno col botto, perché ricordiamoci cos'era l'anno scorso questo periodo. L'anno scorso questo periodo era una roba oscena, eravamo già paralizzati e addirittura siamo arrivati alla settimana prima di Natale, quando 2 o 3 giorni prima di Natale ci hanno richiusi in casa, per cui i ristoranti che erano pieni, avevano fatto la spesa per il giorno di Natale per poter dare da mangiare a tutti, hanno dovuto buttare via tanta roba. I grossisti di alimentari hanno dovuto buttare via roba fresca, perché quella che è congelata, ok, ma quella che tu avevi già tirato fuori, che era pronta per essere consumata, è stata buttata via, per cui abbiamo sprecato milioni e milioni di euro a livello nazionale. Ricordiamoci, gli alberghi in montagna erano tutti pronti per ricevere la settimana di Natale gli appassionati di sci per fare le vacanze di Natale, e hanno chiuso tutti gli alberghi, nel senso, non è che abbiano chiuso gli alberghi, hanno vietato alla gente di andare a sciare, di andare in montagna, per cui si è persa totalmente la stagione. Il problema di adesso è che tutti quanti noi ci dobbiamo un attimo assestare. Abbiamo l'esterno del nostro paese, stiamo parlando di Slovenia, Austria, Germania, ma gli stessi paesi del nord Europa, che sono in condizioni ben più pesanti delle nostre, e noi dobbiamo cercare di fare qualcosa per difendersi, ma i primi a difendersi siamo noi. Dobbiamo seguire quelle regole accurate per non alimentare ancora di più di quello che è la pandemia nel nostro paese. Oggi è un attimo tornare in soglia gialla, in fascia gialla, ma forse qualcuno non se lo ricorda, ma tornare in fascia gialla significa al ristorante di non essere in tavolo in più di 4 persone, se non familiari conviventi. Orari di chiusura molto stretti, per cui non si riesce più ad andare a cena alle 9 di sera e venire a casa a mezzanotte, no? Alle 10 deve essere a casa, per cui ragazzi, le nostre aziende, i nostri associati, qui parlo da associazione di categoria, i nostri associati erano e sono confidenti di riuscire a passare un periodo natalizio che ci porti a recuperare buona parte di quello che abbiamo perso l'anno scorso. Perché sì, sono arrivati tanti contributi, ma come diceva Paternoster prima, il primo contributo è l'azienda che lavora. L'azienda che lavora, i dipendenti che vengono a lavorare, cioè il produrre, il vedere nei nostri negozi la gente che entra e esce acquistando anche delle piccole cose. Non è importante fare grossi acquisti, ma riuscire ad andare a casa contenti di aver acquistato qualcosa. Qui a Verona, venerdì scorso, sono partiti i mercatini di Natale. Sabato, giorno dell'inaugurazione, nel pomeriggio, e nonostante il brutto tempo, abbiamo superato un altro record. C'era pieno di gente, i mercatini hanno lavorato tutti. Ricordiamo che sabato sera è venuto giù, passatemi francesi, un'acqua micidiale, vero? Per cui è stata una roba paurosa. In compenso dobbiamo dire che purtroppo da una parte, ma per fortuna da quell'altra, l'effetto pandemia ha portato alla luce la grossa importanza che tutte le associazioni di categoria, compreso quella che rappresento io con Fomaccio Verona, nei momenti difficili di questa pandemia, l'aiuto che hanno dato tutte le aziende. I colleghi qui presenti sanno benissimo che
I nostri collaboratori in associazione hanno lavorato, noi compresi, H24 7 giorni su 7, perché la parte più difficile all'inizio è stata prelevare i vari decreti legge, tradurli, passatemi la battuta, tradurli in italiano e spiegarli alle nostre aziende, perché se noi addetti ai lavori eravamo in forte difficoltà a leggere una gazzetta ufficiale, a leggere un decreto che ogni tanto ripensi e dici: ma l'hanno fatto apposta a scriverlo così male o proprio non ci arrivano? Perché uno dei pensieri è stato questo, per cui abbiamo dovuto lavorare e dare più possibile supporto alle nostre aziende per informarli di tutto quello che c'era per la loro possibilità. Il nostro Confiditer, come penso i confidi delle altre associazioni di categorie, mai come nel 2020 hanno elargito garanzie così pesanti. Noi nel nostro piccolo abbiamo elargito solo come provincia di Verona oltre 30 milioni di euro dall'inizio della pandemia, per cui abbiamo fatto tanto, siamo ancora presenti per poter fare ancora di più, speriamo di aiutarci e che la gente ci aiuti a superare questo momento e non inserire in questo fine anno una nuova pandemia e un nuovo lockdown. Torneremo da lei tra poco, Baldo. A proposito di spauracchio, chiusure ed eventualmente ricorso allo smart working nuovamente, speriamo di no, ma uno strumento collaudato anche da API Donne con Fimi Verona. Tra l'altro le imprenditrici donne che hanno dovuto e potuto anche attraverso lo smart working, dobbiamo dirlo, anche trovare una conciliazione migliore rispetto a quella che solitamente si fa fatica ad ottenere. Presidente Mirandola, insomma, una riflessione su questo spauracchio che ci ha messo davanti, che ci ha ricordato Baldo purtroppo di un eventuale... Esatto, condivido il pensiero che abbiamo appena sentito, che sicuramente il compito dell'associazione in questo periodo è stato importante per, sia anche per sostenere ma anche per condividere quello che effettivamente erano queste cose che ci capitavano tutti i giorni, di regole, di additivi, di tutte quelle cose che comunque insomma noi imprenditori abbiamo fatto veramente i salti mortali e abbiamo cercato di dare il meglio di noi stessi per poter garantire anche la sicurezza, perché ci stanno molto a cuore sicuramente i nostri collaboratori ed è stato importante veramente instaurare molta umanità, dico, cioè aiutiamoci, cerchiamo di lavorare in serenità, perché comunque lavorare insomma si cerca di fare il meglio che si può, però anche ad avere questa serenità di tutti i giorni di collaborazione e anche nei confronti delle loro famiglie, perché comunque il problema era io sono qui in azienda, però comunque poi ci sono anche le famiglie sentivate dietro, il peso della per responsabilità, cui il peso anche, della certo, responsabilità è stato veramente tanto, cioè al di là comunque delle problematiche che insomma si sono inserite, perché insomma il lavoro è molto importante e quello che abbiamo sentito prima, che sono state le perdite di molte attività, perché non tutte le attività hanno chiuso, ma molte attività, ad esempio anche la mia, insomma abbiamo comunque cercato di lavorare, anche perché comunque il mondo andava avanti e comunque le richieste c'erano, per cui con la massima serenità abbiamo comunque cercato di produrre e di proseguire tutti i giorni che erano possibili, a parte insomma un piccolo periodo che quello è stato proprio un lockdown generale per tutti, però diciamo che quello... Io volevo portare l'attenzione appunto su quello che mi chiedevi tu, Matteo, che è proprio la conciliazione, cioè noi siamo imprenditrici e ci mettiamo cuore e passione, però abbiamo anche le famiglie che sono importantissime, abbiamo i figli, abbiamo i genitori e questo purtroppo questo periodo ci ha dato la consapevolezza che comunque non siamo effettivamente, cioè sì, siamo multitasking, ci dicono, però insomma cioè non sempre, esatto, non ce l'abbiamo ancora, esatto, per cui abbiamo fatto parecchie riflessioni circa questo problema, che insomma è una cosa che
è assolutamente importante e le imprenditrici lo sentono molto a cuore, diciamo così. Per cui noi, insomma, a parte le riflessioni che abbiamo fatto su come risolvere le cose e anche sulla mancanza di infrastrutture, perché purtroppo gli asili nido e anche quello che può essere la cura dei genitori non è così facile. E in questo periodo dove i bambini erano a casa da scuola, i genitori non li poteva avvicinare perché magari erano a casa di cura, cioè è stato veramente pesante, per cui questo non ce lo dimentichiamo, perché queste cose comunque andranno sicuramente anche da ripensare, perché le donne dobbiamo lavorare, a parte le imprenditrici, però comunque diciamo che nel nostro sistema sociale comunque le donne devono lavorare per poter anche creare famiglia, diciamo così. Non vogliamo fare le scelte, perché insomma lo diciamo spesso anche alle ragazze giovani, da poter dire rinuncio a una carriera, rinuncio ai miei sogni, rinuncio a quello che può essere la mia vita, però c'è anche da dire che la natalità in Italia insomma è un bel problema, per cui demografico esatto, è molto importante, e questo dà di riflesso sicuramente a tutti quelli che sono i problemi della società, di quello che è l'occupazione, cioè lì nascono veramente un sacco di cose. Ecco. Diceva Baldo prima che le associazioni di categoria sono state sempre vicino in questo momento, soprattutto nei momenti di emergenza, ai propri associati. Immagino, come ha detto, che anche nei confronti delle imprenditrici API Donne abbia fatto la stessa cosa e ce lo ha testimoniato, insomma, assolutamente stasera. A proposito della natalità, c'è stata a Verona proprio qualche giorno fa un'assemblea delle associazioni familiari uniti eccetera, e il Veneto paga rispetto al 2008 su base 2020, quindi in 12 anni, un meno 33% di nuovi nati. Verona è leggermente sotto rispetto alla media regionale, meno 29%. Comunque si è passati per esempio da una media di 9.000 nati a 6.000 nati, quindi ecco, quello della natalità sarà un problema grande per il nostro paese, per la nostra regione. Grazie Presidente. Torneremo da lei perché sappiamo che sabato c'è un evento molto importante, quindi grazie mille, grazie. Poi ci parlerà di questo. Andiamo da Giandomenico Franchini, passiamo a Confartigianato, riprendendo un po' ciò che ha detto Baldo, ma sentendo anche le parole di Paternoster. Insomma, le imprese hanno voglia di riprendere e di riguadagnare il terreno perduto durante la pandemia. Però abbiamo detto che ci sono tante incognite di varia natura, no? Sanitaria, in alcuni casi anche speculativa. Insomma, che momento è per le imprese artigiane? Allora, di nuovo buonasera a tutti, ciao agli amici che sono seduti qua con me. Le imprese hanno voglia di lavorare, la ripresa c'è, abbiamo paura che ci siano delle condizioni che non dipendono dalle imprese, dall'economia nostra, che ci ci fermano un attimo, rallentino questa ripresa qua. Però prima vorrei sottolineare l'aspetto positivo e importante che hanno le associazioni di categoria. Qui noi rappresentiamo circa in Italia, con le nostre associazioni, 4 milioni di imprese che hanno meno di 20 dipendenti, che sono il 98% delle imprese attive sul territorio nazionale, per cui sono dei numeri pazzeschi se ci pensiamo. Parliamo di 17 milioni di addetti nelle imprese che hanno meno di 20 di dipendenti, per cui stiamo parlando veramente del fulcro della spina dorsale dell'economia italiana. Nonostante qualcuno negli anni scorsi, ma non tanto, senza fare nomi, il Presidente della Banca d'Italia qualche mese fa abbia detto che il vero problema dell'economia italiana è che ci sono troppe piccole imprese. Noi invece diciamo che è la fortuna dell'Italia che ci sono delle piccole imprese. Forse qualche direttore in meno alla Banca d'Italia. Esatto, che sono veramente la spina dorsale dell'economia, e l'importanza di essere rappresentati a tutti i livelli, da quello europeo a quello nazionale a quello locale, e l'abbiamo potuto vedere in questi 2 anni quasi di pandemia, è proprio quella dell'importanza delle associazioni di categoria, dei quadri intermedi che riescono a dialogare con le istituzioni. Quando tutto va bene nessuno sente il bisogno di confrontarsi con gli altri, quando ci sono dei problemi invece, e noi l'abbiamo visto all'interno della nostra associazione,
siamo stati subissati di richiesta di informazioni, di aiuto e come diceva Nicola prima, noi siamo stati aperti come Confartigianato Imprese 24 ore al giorno, anche se c'erano dei dipendenti smart working, lavoravano da casa, comunque per dare delle risposte alle imprese. Io mi ricordo quando sono venuti fuori i codici Ateco che c'era una confusione incredibile, non si capiva più nulla e noi in una notte ci siamo inventati di fare il semaforino. Addirittura. Mettevi dentro il tuo codice Ateco, verde potevi lavorare, rosso non potevi lavorare. Fantastico. Che dopo è stato un po' ripreso in tutta Italia, ma è stata un'intuizione della nostra struttura che, insomma, per dare una mano alle imprese. D'altro canto le imprese e gli imprenditori ci chiedevano di fare anche delle manifestazioni anche di tipo, insomma, per dimostrare la loro sofferenza e noi siamo riusciti, e è ancora qui l'importanza di avere dei corpi intermedi che fanno un po' da filtro, di riuscire a non portare nessuno in piazza. Abbiamo fatto una manifestazione online con dai 300 ai 500 contatti, persone che hanno partecipato a questa manifestazione online fatta in Comune a Verona, per cui il fatto di sederci attorno a un tavolo come associazioni di categoria e di andare a dibattere per quanto riguarda i problemi generali sui tavoli romani, ma siamo riusciti a portare a casa anche delle cose per le nostre imprese a livello locale. Abbiamo interpellato i comuni ci hanno dato una mano, hanno abbassato la taglia, hanno esteso i plateatici senza chiedere, cioè queste cose sono veramente importanti. La ripresa c'è, come diceva Paternoster prima, gli ecobonus ci hanno dato veramente una mano, perché comunque nel settore artigiano l'80% è fatto dalle imprese di costruzioni, ma secondo me il legislatore dovrebbe vedere questo tipo di interventi non solo come ci metto del denaro, come ci risparmio del denaro, perché se non sbaglio noi ogni anno paghiamo 3 miliardi di euro di multe alla Comunità Europea perché sforiamo le emissioni di CO2. Se le case sono efficientate, probabilmente i soldi che tu metti in questi recuperi energetici li risparmi in multe, che mi sembra che anche da un punto di vista ambientale sia un po' la ciliegina sulla torta. Per cui la ripresa c'è, abbiamo sofferto, ci sono dei settori che hanno sofferto di più, che sono un po' collegati anche al turismo, se vuoi, come ad esempio il trasporto delle persone. Gite non se ne facevano più, le scuole erano chiuse, i turisti non c'erano, per cui abbiamo sofferto. Il settore della moda ha sofferto, sì. È un po' in ripresa ma ha sofferto, abbiamo perso 2 stagioni di tutto il settore della moda, dalle calzature all'abbigliamento, e quelli lì non li recuperi più, per cui abbiamo perso anche degli addetti, abbiamo perso delle imprese. Adesso c'è un attimo di con l'incognita un po' dal punto di vista sanitario, perché purtroppo diciamo ci sono degli allarmi che provengono dal nord Europa, Germania, Austria, Slovenia, che speriamo possano essere contenuti. Assolutamente, perché altrimenti facciamo un passo indietro e in questo momento non ci vuole. Per chiudere il discorso sulla ripresa, le 2 incognite principali sono l'aumento delle bollette energetiche e la mancanza di materiali. Nel mio settore, e noi occupo di automazione industriale, non riusciamo da mesi a mandare via un impianto completo. Perché mancano pezzi. Perché manca un pezzo, magari un pezzo stupido ti impedisce di chiudere una commessa. Questa è una vera incognita. E qui dovremo un attimino ripensare, anche se non sarà possibile trovare una soluzione nel breve, che forse spostare tutta la manifattura sempre più a est, certo, ha portato anche a questa conseguenza. Grazie vicepresidente Franchini. Abbiamo Raffaele Bonizzato, presidente della CDO, Compagnia delle Opere del Veneto, e quindi abbiamo la fortuna anche di avere un osservatorio regionale chiamato a questo tavolo anche per fornire magari uno sguardo un po' più ampio rispetto alla provincia. Presidente Bonizzato, ha sentito i suoi colleghi, che considerazioni possiamo fare? Intanto grazie per l'invito e di nuovo buonasera a tutti. Mi sento molto fortunato perché parlare dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi mi dà un sacco di spunti. Spero di dire anche qualcosa di nuovo, ma non posso non riprendere un po' dalle cose che si sono dette. La prima, Federica, con te, Compagnia delle Opere è un'associazione trasversale a tutte le associazioni. CDO non fornisce servizi
ma come dire, accompagna l'imprenditore, o meglio, cerca di creare le condizioni perché ci sia uno stile imprenditoriale che parte dall'attenzione alla persona e che usa l'azienda come strumento per far sì che le persone al loro interno possano esprimersi al meglio, ovviamente orientate nell'interesse dell'azienda, questo senza ombra di dubbio, ma è questo potersi esprimere che poi secondo me genera uno degli elementi competitivi più importanti oggi sul mercato. Ed ecco che tutti i temi che toccavi tu prima, parlavi della conciliazione, noi parliamo tutti i giorni, ci confrontiamo tutti i giorni, non solo per ciò che riguarda la donna, ma in generale uomo e donna. Perché per dire uno degli argomenti che spesso tocchiamo è quello che noi chiamiamo nei nostri eventi work-life balance, poiché spesso succede che l'imprenditore, uomo e donna che sia, rischia di soccombere rispetto a quelli che sono gli impegni e le responsabilità del mondo del lavoro, dimenticandosi che c'è la famiglia, ci sono gli interessi personali, c'è bisogno anche del tempo per se stessi, non solo per... Quindi veramente ti ho ascoltato con attenzione e ti manderò poi il modulo di iscrizione per assolutamente. Diciamo che questo tavolo anche produce anche altre relazioni. Esatto. Perdonatemi per la battuta. Detto questo, vi dico anche che CDO, proprio per com'è la struttura della Compagnia delle Opere, ha avuto anch'essa dei problemi durante la pandemia, perché è chiaro che è un'associazione che crea occasioni di incontro fra imprenditori in modo tale che l'imprenditore possa in qualche modo trasferirci la propria esperienza imprenditoriale e di conseguenza, far scuola con scuola, no? Non c'è una scuola dell'imprenditore. Spesso la scuola dell'imprenditore è l'azienda stessa o il mercato, ma non sono sufficienti questi per far sì che appunto la propria crescita in termini di capacità manageriale possa davvero essere in grado di competere meglio. Ecco che momenti in cui ci si possa confrontare, si possono trasferire le esperienze che possono essere adattate in altre imprese, sono sempre state molto importanti per noi. E la pandemia ci ha bloccato tutto questo, quindi davvero è stato un momento non facile. Certamente, come dicevano i colleghi prima, comunque le associazioni tutte, anche la nostra ha fatto il suo compito, spesso ha sostituito anche il ruolo delle istituzioni, non solo nelle interpretazioni delle norme come si diceva prima, ma anche nel creare le condizioni per, ad esempio, intercettare sul mercato quelli che erano i dispositivi che nei primi mesi mancavano. È chiaro che una piccola azienda che cerca 1500, 300 mascherine ha una capacità d'acquisto di un certo tipo, creare a livello associativo la condizione per poter fare un po' più di forza dal punto di vista commerciale, per dire, è stato un contributo, stessa cosa per gli igienizzanti e quant'altro. Quindi, ognuno ha dovuto inventarsi un momento che non era previsto, non era prevedibile. Due battute veloci, tornando alla domanda che mi hai fatto, visto che noi parliamo nel Veneto, senza prima non passare, Gian Domenico, dalla questione delle piccole imprese. Oggi le piccole imprese non esistono più. Oggi esistono i distretti digitali, ogni piccola azienda, grazie alla tecnologia, dialoga e condivide le proprie aspettative di business, i propri processi, piuttosto che le diverse dinamiche con N aziende a seconda della scelta che fa l'impresa. Quindi è un problema che non esiste più, quello della piccola impresa, a meno che non si riferisse ai negozi di alimentari di quartiere, ma credo che sia un altro paio di maniche parlare di questo. Ecco, anche su questo scusate la battuta, ma davvero è veramente assurdo che si faccia questo passaggio. Questione Veneto. Io credo che il Veneto, Matteo e colleghi cari, sia davvero un territorio che ha saputo reagire e sta reagendo con una capacità superiore rispetto al resto d'Italia. C'è un dato che ci dice questo, perlomeno che io interpreto in questa direzione, che è il tasso di natalità delle imprese, che è inferiore alla media d'Italia. E io credo che questo sia un dato incredibilmente positivo, perché il nostro territorio è un territorio che ha una propensione alle imprese. Quindi se noi abbiamo meno partite IVA nuove rispetto al resto d'Italia, vuol dire che ci sono meno aziende in crisi, perché da ogni azienda in crisi sappiamo che normalmente si duplicano le partite IVA, e quindi significa che abbiamo un territorio molto ma molto più solido,
molto ma molto più attrezzato rispetto ad altre zone d'Italia. Quindi se parliamo del problema delle piccole imprese, forse l'occhio deve essere spostato probabilmente in altri territori. L'imprenditore già di suo è un animale straordinariamente portato alla sopravvivenza, quindi per cui ha una resilienza pazzesca. Ecco. Detto questo, 2 passaggi veloci, uno per dire che ci sono comunque settori ancora presentemente in crisi, il turismo è stato toccato, ma ce n'è uno che è minoritario, che io voglio sottolineare perché è davvero una situazione ancora molto ma molto grave, che è il settore delle palestre, dei centri fitness. Oggi il ritorno nei centri fitness, palestre, chiamiamolo come vogliamo, è intorno a circa il 50% rispetto a quello che era la presenza pre-crisi. E questa è una questione molto seria, per 2 motivi. Primo, perché ci sono imprenditori che hanno investito tutta la loro forza economica, il loro tempo nel creare queste aziende. E secondo, perché sono delle specializzazioni molto verticali e non facilmente riutilizzabili in altri settori, quindi io credo che su questo, che poi è un mini settore, quindi però rappresentativo magari di bisognerebbe avere appunto degli strumenti, secondo me, costruiti ad hoc per le esigenze di questi colleghi. E l'altro aspetto che ritengo debba essere sottolineato, un po' anche come dicevi tu Gian Domenico, riguarda gli strumenti a sostegno del sistema, ecco, non voglio dire sostegno dell'impresa perché serve uno sostegno dell'impresa, a sostegno del lavoratore e quant'altro, ma che spesso creano situazioni di attrito molto forti. Devono essere molto ma molto fluidi. Certo. Io ne conosco alcuni personalmente, me ne viene in mente uno che è molto utilizzato, Smart Start, per dire, di Invitalia, che è incredibilmente utile per come è stato pensato, ma l'adesione è dal punto di vista burocratico davvero abbastanza complicata. Grazie Presidente, ora passiamo la linea all'altro ospite parlamentare di questa sera, il senatore Vincenzo D'Arienzo del Partito Democratico. In collegamento da Roma il senatore del Partito Democratico Vincenzo D'Arienzo, che partecipa a questo tavolo di discussione con gli imprenditori. Andiamo subito da lui. Buonasera senatore. Grazie, buonasera, ho piacere davvero di partecipare. Grazie per la sua presenza. Allora, abbiamo discusso con i nostri ospiti dei principali temi che riguardano l'economia in questo momento storico che stiamo attraversando. Voglia di riprendere, di ritornare a produrre e a fatturare dopo la pausa dovuta all'emergenza critica del Covid, con alcune incognite, dicevamo, prima fra tutto insomma, l'aumento del costo dell'energia, delle materie prime, alcune sono irreperibili. Che fotografia fa lei di questo momento in cui da una parte appunto c'è tanta voglia, dall'altra ci sono dei freni che non dipendono solamente da noi, chiaramente? Ma intanto capisco la preoccupazione di tutti noi sull'approvvigionamento di materie prime, ma quello che in questo momento sta emergendo è di nuovo il terrore che la pandemia possa riprendere piede in maniera importante, in maniera tale da costringere altri paesi e poi anche l'Italia a provvedimenti restrittivi che pensavamo essere lontani. Purtroppo anche in questi giorni stiamo vedendo che nei vicini paesi dell'Austria e della Germania, che sono punti di riferimento per noi, per il nostro mercato, la crescita dei contagi è molto rilevante, ragione per la quale ciò che accade in quei paesi sarà molto rilevante e significativo anche per noi, sia dal punto di vista economico e speriamo non dal punto di vista sanitario, visto che l'Italia comunque ha un'altissima percentuale di vaccini. Certo. Esatto, quindi andiamo avanti in questa direzione con un occhio ovviamente alle situazioni che accadono nei paesi vicini. Questo si è già riflettuto non tanto per Germania, Austria o Europa, si è già riflettuto soprattutto nell'est del mondo sulla realizzazione di alcune materie prime che poi vengono utilizzate dall'industria anche italiana, anche veronese, perché ci sono delle sofferenze importanti anche nel nostro territorio. Quindi se le due cose sono legate ai noi, la pandemia, la diffusione del virus
l'approvvigionamento di materie prime, ovvero la possibilità per le imprese di produrle, sono cose molto collegate tra di loro. Ecco perché noi insistiamo sulla vaccinazione, insistiamo sull'esportare i vaccini nei paesi che sono in difficoltà nell'acquisto, perché quelle robe che accadono altrove si ripercuoteranno negativamente ai noi anche in Italia e in special modo a Verona, che è una città vocata nei rapporti internazionali di tipo commerciale. Ha sottolineato giustamente paesi come la Germania e l'Austria che stanno vivendo momenti molto difficili dal punto di vista sanitario e con i quali dal punto di vista commerciale, per quanto riguarda l'Italia, sono i primi partner con cui si lavora. Quindi ha fatto bene a sottolineare questo aspetto. Veniamo al PNRR. Lei fa parte anche della commissione permanente del Senato, ovviamente dei lavori pubblici. Una grande opportunità. Dovremo essere maturi in questa fase per gestire bene queste risorse, perché non possiamo permetterci di gestire un po' la cosa come siamo abituati, creando sprechi o cattedrali nel deserto. Questa è una grande opportunità che l'Europa ci dà, però dobbiamo dimostrare una volta tanto anche un po' di appunto maturità. Mi piace usare questa parola. No, ha ragione. Noi siamo di fronte a una sfida epocale. Sarebbe clamoroso se ci comportassimo con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza così come abbiamo fatto negli anni con i fondi europei, che spesso sono stati restituiti all'Europa perché non impiegati. È una sfida importante perché nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono solo ed esclusivamente investimenti in conto capitale, sostanzialmente, che danno la possibilità al nostro Paese di crescere. Facciamo un esempio sul territorio della provincia di Verona. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Verona beneficia sia del tratto alta velocità Brescia-Verona, sia del completamento del bivio di Vicenza, sia della variante di Trento, ovvero pezzi dell'alta velocità che vanno da Milano a Venezia, la prima, e da Verona verso il Brennero. Quindi noi nel giro di pochi anni completiamo, grazie ai fondi del PNRR, anche i collegamenti ad alta velocità. Questo trasformerà il territorio probabilmente in una piattaforma logistica per l'opportunità che questo determina. Questa è la parte infrastrutturale, ma andiamo sulla parte della transizione ecologica o della sanità o della cultura. Ci sono tutti i bandi che oggi ne ho visti, ne sono stati pubblicati altri dai ministeri, rispetto ai quali gli enti locali, la regione, ma in particolare gli enti locali della provincia di Verona, hanno grandi opportunità di non solo averli, ma dare la possibilità di dare dei ristori, dal punto di vista ovviamente non di compensazione, ma delle opportunità alle tante imprese che ci sono sul territorio e che possono lavorare bene per la crescita e lo sviluppo di Verona. Ha sottolineato un altro punto. La settimana scorsa abbiamo avuto ospite il suo collega senatore Antonio Misiani, il quale diceva: attenzione, il PNRR è uno strumento anche per i territori, perché forse al pubblico sfugge un po' questo aspetto, sembra che siano finanziabili soltanto le grandi opere, e invece lei ci sta confermando che i territori saranno anche i primi a poterne beneficiare. Assolutamente, se guardiamo le ripartizioni, le grandi opere pubbliche decise sostanzialmente con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono circa 45 miliardi, se non sbaglio, su 200 e passa, quindi la rilevante parte che resta sono tutti bandi nella transizione ecologica, nella sanità, nella cultura. Sono 6 le missioni, quindi infatti noi abbiamo fatto la settimana scorsa un'iniziativa a Verona con il sottosegretario agli affari europei Enzo Amendola, proprio per sollecitare gli enti locali a metterci la testa, perché non è facile andare tutti i giorni sul sito italiadomani.it e vedere quali sono i bandi che i ministeri emanano. È su quei bandi che bisogna presentare dei progetti, e quei progetti sono tutti esclusivamente legati al territorio. Non c'è un progetto che riguarda tutto il territorio nazionale, livello di conseguenza, ma molte delle cose si possono realizzare all'interno degli ambiti territoriali, come la provincia di Verona è uno di quelli maggiormente interessati da questa opportunità. Quindi gli enti locali o anche il privato, insieme agli enti locali, hanno la possibilità di partecipare e di immaginare un futuro, spero governato, della nostra realtà provinciale.
Assolutamente. Visto che ci sono tra i nostri ospiti questa sera molti imprenditori, giustamente l'appello che avete fatto e la visita che c'è stata a Verona è quella per ribadire, forse senza la solita enfasi, perché si è abusato un po' della parola di fare rete, fare sistema. Questa volta però è proprio il caso concreto per poter attuare questo tipo di visione. Altrimenti, se viene a mancare la rete sul territorio, non si accede nemmeno ai bandi o alle opportunità che il piano mette a disposizione. Era questo un po' l'obiettivo, mi sembra di capire, vero? Ma non c'è dubbio, non solo, questo è anche un fatto, se posso permettermi, sollecitando la riflessione degli altri ospiti, un fatto culturale. Mai prima d'ora, non solo la parte del volume di denaro, ma mai prima d'ora c'è stato uno stuzzicare così tanto la fantasia del pubblico e del privato, con una serie di bandi, e soprattutto mai prima d'ora in un tempo concentrato nel giro di 4 anni. Dopo questo è impossibile tornare indietro, quindi è un fatto culturale rispetto al quale non possiamo più tornare indietro e immaginare che ognuno possa andare avanti da solo, ma gli investimenti che saranno fatti in rete e insieme attraverso il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, dobbiamo fare questo modo di operare anche in futuro, quindi è un'inversione culturale molto rilevante rispetto al passato, dove spesso si gioca da soli. È stato molto chiaro, senatore. La ringraziamo per questo suo contributo e per aver partecipato a questa puntata. Noi la aspettiamo magari prossimamente a Verona, qui in studio, per portare avanti, insomma, un dialogo costruttivo tra le istituzioni, il territorio e le imprese. Grazie per essere stato con noi. Grazie, buonasera a tutti. E noi torniamo in studio dai nostri ospiti. Nicola Baldo, allora sentivamo il senatore D'Arienzo, insomma delle cifre che vengono destinate anche ai territori, dovremmo riuscire a fare rete, speriamo che ci sia questa volta davvero la possibilità di farlo. Intanto le lascio campo libero, iniziamo il giro finale con i nostri ospiti per alcune riflessioni che sono maturate in questi minuti di chiacchierata. Mai come in questo momento storico è importante fare rete e rimanere tutti uniti. E qua si parla non solo di imprese, ma di imprese, di associazioni di categoria, di amministrazioni pubbliche, tutto quanto. Prendo spunto da una delle cose che ha detto il senatore D'Arienzo. Una delle cose più importanti per il nostro territorio è lo sviluppo della rete, che lui chiama di alta velocità, ma non è solo alta velocità, è alta capacità, perché sui tratti dell'alta velocità passeranno anche le merci. Ed è molto importante questo, perché nel 2026-28 sarà pronto il tunnel del Brennero. Il tunnel del Brennero passa molto più basso di quello che è l'attuale tunnel. Per spiegare ai neofiti, significa che oggi 2 locomotori trainano 350 metri di vagoni. Quando sarà pronto il tunnel del Brennero, un solo locomotore trainerà 700-800 metri di vagoni, per cui è quasi un raddoppio delle merci. Il quadrante Europa, dove risiede il primo interporto d'Europa, perché possiamo dirlo, cioè l'interporto più importante d'Europa, fa oggi 15.000 coppie di treni all'anno, tra quelle che vengono giù dal nord Europa e quelle che vanno in su. Non solo resteranno quelle coppie, ma l'idea è di aumentarle e portarle sui 18-19.000 con l'alta capacità. Il problema non è il tunnel del Brennero, il problema è rifare completamente la linea del Brennero, perché 800 metri di vagoni hanno un peso e le traversine di legno non lo sostengono quel peso lì, ci vogliono le traversine di cemento, per cui si dovrà fare il raddoppio della linea come è previsto, e questa sarà una delle cose più importanti per la nostra economia veronese, parlo della provincia di Verona, che dopo, per carità, oggi il consorzio, la stazione ferroviaria oggi è già collegata a Savona, a Livorno, ai porti, ai Trieste e a Venezia. Seconda cosa, l'investimento che faranno insieme al 50% RFI e Consorzio ZAI sarà quello del costruire 4 binari da 750 metri per fare la nuova stazione di carico e scarico
dei camion che vanno sopra, perché dopo non ci saranno più scuse. Nei tratti superiori ai 500 km la ferrovia è più conveniente della gomma. La gomma è conveniente fino a... Ok? Allora è ovvio che dalla Sicilia è un assurdo partire con il camion per venire a Verona. Dalla Sicilia bisogna avere una linea ferroviaria tale da poter mettere i camion sui treni, arrivano a Verona e da Verona vanno con gomma a Milano o vanno a Venezia. Ma è un assurdo andare in Germania su gomma. Già oggi abbiamo con l'Austria dei problemi che sono insormontabili, che ormai sembrano quasi dispetti, certo. Cioè ti chiudono il Ponte Europa per i camion Euro 5, Euro 6 quando sono quelli che potrebbero passare. Per cui finiamo. Noi abbiamo tanto, le amministrazioni possono fare tanto, i progetti ci sono. Qualche amministrazione può fare questi bandi e aiutare. E noi ricordiamo che per esempio grazie al senatore D'Arienzo e qualche altro suo collega, con i fondi di Cortina Milano 26, le Olimpiadi di sci, sono riusciti ad ottenere un finanziamento che collegherà la Bretella Portapalo e Verona Nord con il quadrante Europa, per cui dovremmo più finalmente vedere i camion stranieri che viaggiano con i navigatori delle vetture che vengono fuori San Massimo e si incastrano sul condominio al semaforo della piazza di San Massimo. Ecco. Grazie Nicola Baldo, grazie mille per la sua partecipazione. Sabato, quindi fra 2 giorni, c'è un evento importante organizzato proprio da Apidonne in Gran Guardia, perché Apidonne dice è tempo di riscrivere l'impresa femminile. Cosa intendiamo con questa affermazione, Presidente Mirandola? Grazie, parliamo ancora di PNRR, che sicuramente ci ha dato anche l'idea di guardare di quello, la definizione di impresa femminile, perché comunque in Europa ci siamo accorti che effettivamente non c'è uno scritto che possa essere condiviso fra la comunità europea. Questo cosa vuol dire? Che effettivamente i soldi comunque, siccome sono importanti, vanno anche gestiti in un certo modo. Noi logicamente in collaborazione con l'Università, con il nostro Ateneo di Verona, abbiamo fatto delle ricerche e questo, l'ultima legge che ha 30 anni, per cui diciamo che è un po' vecchiotta, esatto, abbiamo studiato una mozione che è già stata presentata in Parlamento e che sicuramente darà l'opportunità a tutte, comunque non solamente alla nostra Confederazione, comunque a tutto quello che può essere il comparto femminile di impresa, anche perché comunque anche nel nostro territorio, come dicevo anche prima, il 92% sono imprese familiari, per cui ci sono mamme, sorelle, figlie, per cui effettivamente è molto importante. Cosa si chiede? Si chiede una cosa assolutamente democratica, come dico io, perché chiediamo il 51% al posto del 60% che è attuale, tutte le società cooperative di persone, cioè che giustamente le imprese femminili, sarà importante confrontarsi con una percentuale diversa e dare l'opportunità comunque a quello che può essere la professionalità, a quello che può essere di tutte le figure apicali all'interno delle imprese familiari. E noi riteniamo quindi assolutamente. In sostanza, attualmente la legge dice che per essere riconosciuta un'impresa femminile deve avere almeno il 66% di presenze femminili. Esatto. Voi volete abbassare questa soglia 51 per poter allargare anche la forbice e il numero di imprese che di fatto molte sono femminili, ma per la legge non sono riconosciute. Ad esempio per le società di capitale passerebbe da un 14 a un 33%, che sarebbe importantissimo. Caspita, un balzo non è una cosa, stiamo parlando veramente di numeri importanti, abbiamo fatto anche dei collegamenti a Roma e siamo stati accolti anche a livello politico in maniera importante e questo stanno andando avanti e speriamo che si possa arrivare a una legge. Ricordiamo l'appuntamento che si chiama 1992-2021, è tempo di riscrivere l'impresa femminile, la nostra proposta di legge si aprirà
alle ore 10:30 del mattino in Gran Guardia. Esatto. C'è ancora a posto, quindi si può partecipare? Sì, diciamo che qualche posticino. Sì, no, c'è. Io rinnovo l'invito, naturalmente, insomma, la sala conferenze, insomma, è bella capiente, ci sarà una registrazione Green con Pass tutte, insomma, obbligatorio. il Green Pass obbligatorio, con tutte, che ormai sì. ci siamo assolutamente abituati a questo iter, che ci sembra quasi normale, diciamo. Ecco, però insomma sarà importante partecipare, anche perché insomma darà luce a quello che è, con un discorso anche certo, di spiegazione tecnica, e anche c'è un case history di una nostra imprenditrice in Apindustria, che da avvocato è passata ad essere imprenditrice, per cui insomma sarà anche interessante a livello umano capire quello che insomma è il peso di essere imprenditore. Grazie mille, grazie ancora, Mirandola, grazie. E andiamo verso la volata finale. Gian Domenico, allora, cosa possiamo dire in conclusione? Intanto è stata una bella chiacchierata, mi sembra che di spunti ne siano usciti. Gli spunti molti. ne sono usciti, e anche il format, se mi permetti di chiacchierare di temi anche importanti, è molto positivo, perché ci mettiamo a nostro agio e riusciamo anche a portare a casa qualcosa. Infatti dopo parlerò con Federica di un progetto che avevo fatto di work-life balance qualche anno fa, che qualche spunto magari potrebbe esserti utile. In conclusione, se mi permetti, mi ricollego un attimo prima certo, a uno delle problematiche che abbiamo come imprese per cercare di superare, che è quello della mancanza di maestranze adeguate alla richiesta. Noi abbiamo fatto una stima che ci mancano circa il 30% di figure, e questo, aggiunto al fatto, e mi ricollego a quello che diceva Federica rispetto al discorso o facevi tu all'inizio della denatalità, ci porta in previsione nei prossimi 10 anni ad avere 1 milione di studenti di meno, che vuol dire 1 milione di figure che potrebbero, anzi che dovranno andare a rinforzare le imprese, che ci mancheranno. Come Confartigianato Imprese, noi è da anni che stiamo lavorando anche con le scuole attraverso il COSP e anche direttamente con altre iniziative, perché è una delle cose che stiamo chiedendo anche a livello governativo, di ripensare l'orientamento che fanno dei ragazzi. Cioè non è possibile andare a dire ai ragazzi 10 giorni prima che finiscano la terza media cosa vuoi fare da grande. Dobbiamo entrare noi come imprese nelle scuole e far vedere cosa vuol dire fare impresa nel 2021, perché magari può essere anche più attratto un ragazzo se va a vedere che uno che fa l'elettricista non fa più l'elettricista come una volta, ma usa il PLC, computer, piuttosto che alta tecnologia, la domotica, dare valore al lavoro che viene fatto. Questo bisogna spiegarlo ai ragazzi, ma anche alle famiglie. E parlo io che sono un imprenditore e ho 2 figli che hanno fatto esattamente il contrario di quello che ho fatto io. Grazie Gian Domenico Franchini, vicepresidente di Confartigianato Imprese Verona. Grazie a voi. Bonizzato, chiudiamo con lei. Spero di non deludervi. No. due battute veloci, perché tutti i temi erano interessanti. E nel PNRR c'è una misura molto importante per il turismo. E non dimentichiamoci che noi, guardavo proprio i dati oggi pomeriggio, come Veneto abbiamo 9 dei nostri comuni del Veneto piazzati nei primi 24 comuni che fanno accoglienza in Italia. 9 dei primi 24 sono veneti, per 42 milioni di presenze nel 2019 pre-Covid, quello è il dato che dobbiamo guardare. Quindi sicuramente un'attenzione verso questa direzione è indispensabile che da parte del sistema ci sia, ma da parte anche del sistema produttivo e degli imprenditori, non solo evidentemente dal punto di vista istituzionale. L'altra cosa che, visto che si parlava di eventi, che ho piacere di mettere alla vostra conoscenza, è che come CDO ci siamo chiesti cosa potevamo fare per affiancare le imprese in questa fase. E l'idea che ci è venuta è stata quella di creare una scuola di formazione, non che manchi la scuola di formazione, ce ne sono, abbiamo corsi per qualsiasi cosa. Ma l'idea che abbiamo, e infatti gli abbiamo dato nome Business Survival Adaptive, quindi un percorso di sopravvivenza. Esatto, un percorso di sopravvivenza continuativo, saranno 10-15 giornate l'anno, ma che prosegue, dove cerchiamo di toccare tutti quelli che sono i temi che il sistema scolastico sicuramente
pur anche con lo sforzo che sta facendo per adeguarsi, perché dobbiamo riconoscere che sia il sistema universitario sia l'ITS hanno fatto passi da gigante, esatto, però manca ancora quella parte che è proprio che è intrinseca nell'imprenditore, ecco. Quindi pensare a una scuola creando dei format ben studiati, ben elaborati, dove l'imprenditore sia lui stesso, ovviamente non attenzione, altro dettaglio, non solo l'imprenditore che rappresenta un'impresa di successo, ma anche l'imprenditore che magari ha superato qualche successo porta dei contenuti estremamente importanti. Quindi un percorso formativo che abbia queste finalità lo presenteremo il 2 dicembre e ci auguriamo che possa avere quel successo che in qualche modo possa determinare una vera reale utilità per il mondo dell'impresa veneto, ma in realtà di tutto il territorio e delle piccole imprese. Allora, siamo arrivati al termine di questa seconda puntata della settimana veronese della finanza. Ringrazio innanzitutto chi è intervenuto con un contributo, l'onorevole Paolo Paternoster, l'onorevole Vincenzo D'Arienzo e poi i nostri ospiti. Ricordiamo Federica Mirandola, presidente Apidonne Confimi Verona, Nicola Baldo, vicepresidente di Confcommercio Verona, Giandomenico Franchini, vicepresidente Confartigianato Imprese Verona e Raffaele Bonizzato, presidente Compagnia delle Opere del Veneto. Grazie per essere stati con noi. Adesso do la linea al collega Alessandro Bonfante per il TG della sera, il TG Daily, e poi ancora tanta musica in compagnia con Teleradio Adige. Buona serata.